Benvenuti amici ed amiche di Bepi TV e bentornati nella classica trasmissione del giovedì. Stiamo parlando di Calcio Vero, la trasmissione che cerca di dar voce a chi questa categoria la compone, allenatori e giocatori. Qui con me al mio fianco un ospite che arriva dopo 3 settimane, sono state solo 3 settimane dall'ultima volta, ma sono state 3 settimane super positive, perché si può dire che ormai la tua stagione è effettivamente finita, è finita nel miglior modo possibile, con la salvezza diretta, e perciò salve mister. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Benone. Adesso benone, posso dirlo, sono davvero contento. Sono stati 3 mesi davvero intensi, importanti, finiti nel migliore dei modi. Sicuramente. Che 3 settimane sono state da quando ci siamo visti l'ultima volta? Una più bella dell'altra, si può dire, è piena di tensione, ma una più bella dell'altra, assolutamente. E insieme al nostro ospite dobbiamo andare a salutare anche chi come ogni volta ci supporta e ci sopporta, perciò il regista imbattibile Jacopo. Come va Jacopo? Buonasera, tutto bene? Tutto Oggi bene. non mi hai paragonato nessuno, non c'è tipo, No, dato oggi, che c'è qua il mister, un oggi ho fatto un paragone, oggi ho una... No? Non ci ho pensato, però scusami. lo diciamo adesso andiamo adesso con la torta, andiamo adesso o andiamo dopo? Andiamo adesso con la torta? Non lo so. Cosa vuoi che ti porto la torta? Ti portiamo... Ma no, beh, la torta, vabbè, diciamo che il mister comunque ha salvezza raggiunta, mantenuto la promessa e ci ha omaggiato della sua torta tiramisù. No, te la porterei se non fosse già finita. No, infatti, credo a Piero sia piaciuta, è sparito Piero, se l'è finita. È andato a mangiare l'ultimo pezzettino. Esatto. Sì, è la classica cosa che col cucchiaino fai un cucchiaino, poi ti rendi conto che ne hai mangiata a metà probabilmente. Detto questo, io ho una domanda, una curiosità, secondo te... Partiamo da Jacopo, poi passiamo anche al mister. Secondo te, dopo le recenti nuove novità che arrivano, prima di parlare di Serie D, l'Italia verrà effettivamente o accetterà comunque questo ripescaggio se dovesse esserci al mondiale? Sai che non è che ho seguito troppo questa storia Sì? del ripescaggio? E Sì, oggi... no, anche perché io fossi l'Italia non lo accetterei. Ok. No, vabbè, poi chiaramente lo accetterei certo, però... Da tifoso. Sì, per una questione di principio non lo so. Beh, comunque oggi in realtà l'ho detto perché c'è stata una novità abbastanza importante, perché non hanno permesso all'Iran di partecipare al congresso che si fa abitualmente prima del mondiale, perciò la situazione si fa molto più complessa. E mister, non so se tu, perché poi ormai sta diventando un po' l'argomento dell'ultimo periodo, se tu accetteresti questo, se dovesse presentarsi l'occasione, oppure ormai se lo accetterei. Okay. Giustamente. Anch'io credo, perché poi alla fine in realtà non è una situazione che vai a togliere il posto a qualcuno, ma è una situazione ben diversa. Poi vabbè, è logico che non è giusto il motivo per cui l'Iran abbiamo già le nostre difficoltà, quindi accettiamo per favore. Una volta che ci capita una cosa buona prendiamocela, no? Che poi l'altra cosa che si dice tanto è che si fa poi come la Danimarca, che ripescate e vinse gli europei nel 92. Però scusami, il ripescaggio sarebbe per l'Italia o per delle contendenti che dovrebbero poi... No, vabbè, perché poi una volta che se l'Iran, poi sempre nel periodo ipotetico certo. Se l'Iran dovesse lasciare, il punto è che la FIFA ha totale discrezione sulla scelta, cioè non c'è nessun regolamento che dice tu devi prendere una squadra asiatica piuttosto che un'altra società o fare uno spareggio. Letteralmente sceglie la FIFA. Speriamo non ci sia un altro spareggio, perché altrimenti rischiamo di perdere pure quello. Non andare perdere 4 spareggi in 3 mondiali sarebbe incredibile. Sarebbe il record. E io invece ora torniamo a parlare, faccio qualche domanda al mister, e su questa grande salvezza voglio chiedere se da quando sei arrivato ti aspettavi un po' la salvezza diretta o effettivamente sei rimasto piacevolmente sorpreso anche tu. Ma come ho già detto, fin dall'inizio un po' mi hanno dato del pazzo solo ad aver accettato questo percorso. Io conoscevo l'ambiente, conoscevo gli uomini, conoscevo i giocatori, e quindi ho accettato senza alcun dubbio. Ero convinto di ottenere questo obiettivo, sono andato per ottenere questo obiettivo. Certo, non passare dal play-out e ottenerlo così diretto è stato una cosa piacevole, però i ragazzi davvero in questi mesi hanno dato tutto, sono andati anche oltre alcuni aspetti e quindi se lo meritano. E chiedo effettivamente qual è stato il passaggio che ti ha fatto capire che la squadra poi poteva effettivamente conquistare la salvezza. Ma guarda, fin da subito mi hanno dato
totale disponibilità, attenzione. È logico che il vero nemico era il tempo e anche qualche infortunio di troppo che avevo già trovato e che si è poi venuto a creare. Però c'è sempre stata una costanza. Ti dico, su 15 partite forse abbiamo sbagliato mentalmente una partita, tutte le altre, risultato positivo o negativo, l'abbiamo fatta la prestazione e ti dico poi, vabbè, nel giro di 2 mesi credo sia uscito il vero valore della squadra e il lavoro fatto, perché poi nelle ultime partite anche a livello di prestazione abbiamo fatto qualcosa in più. E quanto è difficile confermarsi, se effettivamente, perché poi lo dicono in tanti, che far bene la prima volta ci si può riuscire, ma confermarsi è sempre più difficile. Chiedo se anche per te è stato più difficile confermarsi. Ma sai, ma qui secondo me non era un discorso di conferma, qui era davvero rincorrere qualcosa di Disperato. lontanissimo, cioè lo vedevi proprio, forse non si vedeva neanche perché quando sono arrivato eravamo, ci davano non sottoterra, forse ci avevano già buttato la terra sopra e quindi davvero siamo venuti con grandissima umiltà, in silenzio, ci siamo risollevati, ci siamo tolti un po' di terra addosso e siamo andati a prenderci un obiettivo che nessuno ci dava. E chiedo se non c'è un po' di rammarico per non aver avuto la possibilità di iniziare la stagione, visto comunque il percorso che è stato fatto e quello che sarebbe potuta essere quest'annata. Sì, ma è passato, quindi non si può tornare indietro. La scelta di non rimanere è stata mia, in base ad alcune cose, quindi non è colpa di nessuno. Preferisco guardare avanti. Quando mi è stata data di nuovo l'opportunità l'ho accettata volentieri, senza paura del risultato finale, ci ho solo creduto e insieme ai ragazzi siamo andati a riprendercelo. E invece il futuro, se sarà sempre in quel di Arcellasco o dopo questa comunque grande impresa ci sono già nuovi lidi che hanno bussato alla sua porta? È presto per pensare a quello che sarà. In questo momento e soprattutto in questa settimana mi sto godendo insieme alle persone vicine a me, insieme ai ragazzi, alla società stessa, questo risultato. Proprio ieri sera abbiamo fatto una cena di società, ce ne sarà un'altra. I dolci li hai portati tu? Eh? I dolci li hai portati tu? No, c'erano già, se no vado in rovina. No, anche se 2 gelati, i ragazzi, le praline soprattutto, che è un prodotto che faccio, le vorrebbero. Abbiamo un'altra cena brasiliana e quindi... Le cene brasiliane vanno fortissimo nelle società, le fanno tutti. Ma sono bravi. Io non ho capito, ma è sempre questo ente, cioè ne ha di più? Quello che viene a fare queste cene brasiliane? Non so dove vanno i brasiliani che chiamiamo noi, però... Ce ne sono tanti o ci sono solo loro che lo fanno? Perché tutte le società fanno la cena brasiliana ormai. Loro sono eccezionali. È una cosa incredibile. Anzi, invito a chi ha raggiunto la i propri obiettivi di no, perché di provare. Anche la società martedì, noi abbiamo l'amichevole con la Trizium e dopo... c'è una cena con i brasiliani e ora il mio punto, visto la Folgore, ho visto tante società, mi chiedo se sono sempre gli stessi che girano. Dobbiamo partecipare per scoprirlo. Dobbiamo farci invitare a 2 diverse, che sennò Vabbè, anche a 3 magari. a quel punto, vabbè, chi più ne ha più ne mette, dai. E niente, invece adesso possiamo iniziare a parlare anche di Serie D. Effettivamente prendiamo subito la classifica del girone D, visto che siamo a 90 minuti dalla fine e di conseguenza arriva il momento di fare i primi conti e fare anche quelli poi che saranno i conti finali, col Desenzano primo 4,74, Lentigione 72 che si giocano appunto la promozione diretta, Pistoiese 68, Piacenza 61 ormai ufficialmente ai playoff, e invece c'è ancora bella bagarre proprio per l'ultima piazza playoff con Pro Palazzolo 56, Pro Sesto 55, Cittadella bis Modena anch'essa 55, Staccate Rovato Vertovese, San Giuliano City che sono comunque tranquille, e poi parte la lotta salvezza dal Crema 38 che ipoteticamente non è ancora salvo, anche Sant'Angelo 38, Progresso e Correggese 36 e Sasso Marconi, Imolese e Tropical Coreano 31-31-30, un po' più attardate ormai retrocesse Trevigliese e Tutto Cuoio.
Non so se la storia della Trevigliese, comunque è una società che ha faticato tanto, ha comprato il titolo sportivo pur di avere in Serie D, uno sforzo di un certo tipo e arriva alla retrocessione. Cioè, è una situazione un po' particolare e soprattutto credo al presidente l'abbia un po' sfiancata questa situazione, perché nel senso fare uno sforzo del genere e vivere una stagione, quanto può essere frustrante vivere una stagione del genere. E no, penso, cioè, quando le cose non vanno secondo i piani, sicuramente la frustrazione aumenta. In effetti la Trevigliese però ha fatto davvero pochi punti quest'anno, Sì, sì. quindi non conosco la rosa, penso abbia davvero investito tante energie magari sul progetto. Però il calcio è fatto di queste, insomma, di No, queste no, cose lo qua. so, però fa scena, fa comunque, nel senso, arrivare a tal punto da prendere il titolo sportivo. Ma ci sono ancora comunque... adesso problemi col comune, Sì, cioè, sì, ci sono ancora, sì, ci lo sono devono ancora ancora- risolvere. Ora in realtà si stanno avvicinando per prendere lo stadio, poi in collaborazione anche il centro sportivo, però in generale fa specie, non è quasi paradossale, perché comunque di solito quando prendi il titolo sportivo sai che diciamo hai la forza poi per non solo mantenere la categoria ma farla anche in un certo modo tendenzialmente. E più che altro era su questa la riflessione. Invece la seconda curiosità, prima di iniziare a parlare del nostro primo ospite, ti chiedo se effettivamente ormai il campionato è finito, si può dire che il Desenzano lo vincerà o ci si aspetta qualche colpo di scena in questi ultimi 90 minuti? Sembra abbastanza definita la situazione, non vogliamo fare No, i gufi a no, nessuno, infatti. quindi sembra abbastanza definita. Se il Pullman dovesse arrivare in struttura, insomma, penso sia una partita che con l'esperienza che ha il mister e la rosa a disposizione hanno tutta l'esperienza per portare No, anche a perché raggiungimento del loro poi obiettivo. comunque è vero, in realtà guardando la classifica San Giuliano è sicuramente una partita più difficile del Sant'Angelo per l'Intigione, però alla fine si guarda il momento e si sa che negli ultimi 90 minuti se io devo salvarmi diventa proprio un'altra partita, come se fosse quasi un altro campionato, perciò anche l'impegno dell'Entigione è molto più difficile probabilmente. Assolutamente, io l'ho vissuta domenica contro l'Arconatese, che all'inizio della partita dicevano sfortuna, che sfortuna per l'Arcellasco incontrare l'Arconatese. Dopo però vedono il risultato, l'Arconatese Sì, è andata con la Juniores, infatti. perché in questi 2 giorni, 3 giorni ho sentito di tutti i colori. Invece l'Arconatese si è presentata con la formazione titolare, con grandissima professionalità, è arrivata più volte vicina a farci gol. A volte è stata imprecisa, a volte il nostro portiere ha fatto parate importanti, vedi il rigore e anche un'altra occasione e quindi logicamente in campo poi hanno fatto la differenza le motivazioni. Sì, ma poi qual è la classica scusa che passa il termine, magari siamo su YouTube, posso dirlo che cioè la gente che rosica, qual è la classica scusa? No, è Che chiaro. si va subito a cercare il prene uovo, la scusa, il motivo perché l'Arconatese è in vacanza, tutte queste È cose vero, qua. verissimo, E poi in realtà i giocatori possono giocare anche il torneo di bocce del paese e se scendono in campo per fare il meglio possibile, perché alla fine poi il futuro se lo devono costruire. Assolutamente, infatti ci tengo a ribadirlo perché davvero in più occasioni abbiamo rischiato di prendere l'1 pari piuttosto che il 2-1. Logico che dopo che il nostro Ivan Castria ha fatto questo Eurogol, la partita insomma, si è chiusa sul... Ma sì, ma poi anche una differenza semplicemente diciamo di spirito come affronti la partita. L'anno scorso, ricordo l'ultima giornata, la Castellanzese doveva salvarsi, è andata in casa del Desenzano, il Desenzano era già sicuro dei playoff, non poteva né scendere né salire, per usare una citazione, e la Castellanzese ha messo in campo una cattiveria, che è un Desenzano che comunque aveva molti elementi dell'11 titolare, ma anche, sappiamo, la panchina del Desenzano è lunga, è forte, perciò anche qualche panchinaro non è che, nel senso, sono brutti giocatori, anzi, Certo. tutt'altro. E la Castellanzese ha fatto 2 gol al primo tempo, i primi 15 minuti, e l'ha messa in ghiaccio la partita, perché comunque Le motivazioni sono molto fanno la differenti differenza, sicuramente. certo. Detto questo, invece, un'altra curiosità è quella che gioca sul posto playoff. Quale squadra prenderà quest'ultimo posto? Perché adesso c'è Pro Palazzolo 56 e il Prosesto e Cittadella Vismodena 55, è un ultimo scontro. Cittadella Vismodena va con la Pistoiese, Pro Palazzolo non ricordo con chi. Pro Palazzolo Tropical Coreano. Tropical Coreano, anche loro un match complicatissimo, e secondo te chi se lo potrebbe aggiudicare in questo caso?
Non lo so, però gli faccio in bocca al lupo al direttore del Pro Palazzolo, Floriano, che è un ragazzo con cui ho giocato insieme nella Colognese, e quindi spero che possa centrare i playoff lui. Un po' di tempo fa. Sì. Milioni? No, milioni dai. no. Però un bel po' di tempo. Era già forte Floriano. Sì, no, Era già era un incredibile. giovane forte, aveva una potenza muscolare, un'esplosività muscolare importante, e poi era bravo con tutti e due i piedi. Davvero un giovane Si forte. vedeva già che avrebbe fatto comunque carriera, quello sicuramente. Assolutamente. Detto questo, invece, dai playoff ci spostiamo ai playout, perché il nostro primo ospite arriva da Sant'Angelo, appunto, abbiamo detto, ancora invischiato nella lotta a salvezza, atteso da un match difficilissimo in casa del Lentigione, e stiamo parlando di Simone Confalonieri, Barasino Doc, classe 2001, gioca appunto a Sant'Angelo ormai da 4 stagioni e mezzo, è arrivato in eccellenza nell'anno della promozione, 30 presenze quest'anno, sta trovando una gran confidenza con la rete, perché sono 4 gol, basti pensare che in Serie D fino adesso col Sant'Angelo aveva fatti 2 in tutte le altre stagioni, perciò sicuramente qualcosa è cambiato quest'anno, ecco, penso il processo di maturità del giocatore sia al completo, 72% delle partite titolari, andiamo a vedere anche i numeri da calcio vero. Visto che appunto stiamo parlando di un giocatore in completa evoluzione, quest'anno è in top 15 per percentuali di dribbling riusciti, che comunque per un quinto inizia a diventare un dato importante, visto che prima non era nello stesso ruolo. Il 60% di duelli aerei vinti per partita, comunque un giocatore della fisicità importante, 8 palloni recuperati per partita e 16 duelli per partita, il 55% vinti, infatti più o meno siamo sugli 8 palloni recuperati, e comunque la testimonianza di un calciatore che sa fare bene entrambe le fasi, appunto sta trovando la rete con continuità, lo vediamo anche a video, e con questo allora a me ricorda un po' in queste azioni, ormai poi in realtà tutti i quinti che si inseriscono ricordano l'Atalanta dei Gasperini, ormai lo dicono tutti, però e la realtà è quella, cioè fa bene questa cosa, sa bene prendere il tempo, inserirsi sul lato, continuare la corsa, trovarsi a posto giusto al momento giusto, ed è una dote che secondo me il quinto ormai in tutto il mondo, cioè il quinto deve saperlo fare, non so se condividi, Sì, non so ormai. con che modulo vuoi, tu scendi in campo, 3-5-2. 3-5-2, perciò Infatti quasi quasi se mi date il numero magari. Guarda, ma al posto del numero ti facciamo parlare direttamente con lui se vuoi. visto che già avete le trasmissioni. Buonasera a tutti. Ciao Simone, come va? Tutto bene, grazie. E ti chiedo subito che stagione è quella che stai vivendo a Sant'Angelo, comunque tante montagne russe e una continuità nei risultati che un po' sta mancando, nonostante le buone prestazioni. Beh, sicuramente è una stagione difficile. Noi comunque cerchiamo sempre di andare al massimo. Sicuramente i risultati per le prestazioni che abbiamo fatto non ci hanno aiutato, e questo ci ha un po' penalizzato, ecco. Ti posso chiedere di mettere il telefono in orizzontale? Perché Certo. qua abbiamo Così. la richiesta. Me lo ricordo che devi togliere anche lo Dopo schermo, la rotazioni. rotazione dello schermo. Ah, ok, aspetta. Sì, no, nessun Quindi- problema, tranquillo. E queste sono le Così. pretese della nostra regia. Sì, ora perfetto, ora è contentissima la regia, Ok. ti ringrazio personalmente. Invece dal punto di vista personale è la tua miglior stagione senza ombra di dubbio, appunto sono già 4 le reti, complice anche una posizione con Mister Vullo che ti premia, o è cambiato proprio qualcosa anche di come stai interpretando la stagione dal tuo punto di vista? Beh, sicuramente negli anni ho imparato ad approcciare diversamente le partite. Quest'anno sì, effettivamente è stato l'anno dove ho fatto più gol. E poi col mister sì, mi ha adattato sia a braccetto che quinto. Invece, da mister a mister, la stavamo dicendo prima, l'abbiamo un po' interrotta, cos'è che chiedi tu ai tuoi quinti di solito, e soprattutto se sei un po' spregiudicato che li fa andare, gli piace che vadano i suoi quinti, oppure diciamo Dipende dai un po' più quinti, stabili? Sì, no, dipende dalle caratteristiche dei giocatori, però logicamente in questo modulo il quinto deve saper fare entrambe le fasi e farsi trovare appunto
palla opposta sempre in aria per chiudere il cross del quinto posto. Noi domenica tra l'altro il primo gol l'abbiamo fatto proprio con Bossi che si è inserito molto bene, poi Giuliano ha lavorato bene in questa palla, si è centrato, è andato in scivolata a fare il primo gol. I quinti ormai moderni sono appunto quei giocatori che dalla tre quarti in su devono anche saper puntare l'uomo, saltarlo, creare un po' di superiorità numerica per poi mettere palle importanti o venire dentro a giocare. E chiedo se il 3-5-2 invece, soffermandoci sul modulo che ormai penso sia il più utilizzato a mani basse in tutta Italia, rischia di essere un modulo che in realtà rallenta un po' il calcio italiano, visto che tutte le squadre ormai in Europa giocano appunto molto più spregiudicate, mentre il 3-5-2 sembra sempre un po' il modulo che pensa prima non prendere il gol piuttosto che farlo. Ma non lo so questo, nel senso che per me il modulo non è la priorità, nel senso in base al materiale umano che la società ti dà a disposizione, in base ai ragazzi che hai, secondo me il mister deve essere bravo ad adattare il modulo migliore che faccia esprimere al meglio tutti i giocatori. Ecco. Quindi io non ho una preferenza, nel senso... L'importante è che ci siano i giocatori validi in rosa. Poi... L'importante è che sia efficace e che riesca davvero a esprimere il meglio da tutti i giocatori. Comunque, Invece, posso aggiungere su una cosa, questa roba dei quinti? Adesso ci stavo pensando, no? Alla fine nel calcio moderno i quinti sono semplicemente, cioè, un mix del giocatore più difficile da creare, che è dalla metà campo in giù devi essere un numero 2 perfetto, dalla metà campo in su devi essere un numero 7 perfetto, ma di profili così no, infatti è difficile, ce ne sono pochi da cioè, trovare, cioè non si trovano tendenzialmente. No, ma poi anche in tutto il resto dei ruoli, magari i compiti che vengono richiesti agli altri giocatori, è difficile che vadano dalla A alla Z così in poli così distanti. No, infatti è un ruolo un po', anche qua mi prendo è un ruolo un po' bastardo, quello è un po' forse quello del portiere. Ormai i quinti vivono questa vita in cui devono sapere far tutto. È la pratica dell'adattamento, il quinto in Serie D. E detto questo, invece, tornando a Simone, sei la bandiera del Sant'Angelo, perché ormai sono tante stagioni che gioco appunto con i rossoneri, in un mondo dove ormai le bandiere non esistono più nelle categorie maggiori, figuriamoci in quelle minori. Ti chiedo comunque che orgoglio è e come vivi il fatto che rappresenti la tua città. Beh, sicuramente è un orgoglio, come appunto hai detto, perché comunque sono 4 anni, mi sono sempre trovato bene, non mi è mai mancato niente. Poi la mia famiglia è praticamente di Sant'Angelo da sempre, quindi è anche uno stimolo avere, non so, magari i miei nonni, i miei genitori che vengono sempre allo stadio, e quindi mi fa comunque molto piacere. E invece nel tuo, diciamo, inizio di carriera sei cresciuto nel Piacenza, un'altra piazza importante, e ti chiedo se effettivamente anche per l'approccio che avevi comunque nelle giovanili di Piacenza eri uno dei giocatori che aveva anche più charme, passami un po' la parola, nel senso uno di quelli più attenzionati e su cui si puntava davvero tanto. Ti chiedo secondo te se qualcosa lì non ha funzionato, magari anche semplicemente le scelte sbagliate, oppure effettivamente il tuo percorso è quello giusto, nel senso comunque ci voleva questa anche gavetta in Serie D prima magari di un ipotetico futuro e ritornare nel professionismo. Ma guarda, son passati un po' di anni, sicuramente sono cambiate tante cose, c'è stato anche il Covid di mezzo, però ripeto anche a Piacenza negli anni delle giovanili e praticamente l'ultima annata in prima squadra mi son sempre trovato bene. Poi son cambiate tante cose e appunto abbiamo preso strade diverse, però ripeto anche lì mi sono trovato davvero bene. E invece personalmente, ormai sono 180 le presenze in D, ti chiedo se ti senti pronto per un ipotetico salto di categoria o comunque anche semplicemente magari lottare per una Serie D e cercare di vincere il campionato, o se credi che il tuo futuro sarà sempre a Sant'Angelo legato ai colori rossoneri comunque. Ma io sono sempre, cioè sono sempre dell'idea che comunque bisogna migliorarsi, ecco. Quindi magari non so cosa mi aspetta il futuro, sicuramente cerco sempre di lavorare per avere la possibilità appunto di vincere un campionato oppure di fare un salto nei professionisti, perché è sempre stato uno dei miei principali obiettivi.
E quindi l'unica strada è appunto lavorare e cercare di ogni anno mettere un tassello in più rispetto all'anno precedente. E prima di andare con il botta e risposta, la curiosità poi sempre sui rossoneri, appunto lodigiani, e ti chiedo, il Sant'Angelo di anno in anno vive stagioni spesso molto simili, comunque ci sono grandi sforzi da parte della proprietà, è appunto comunque una società ambiziosa che cerca di far bene, però poi alla fine il campionato si vive sempre in quelle posizioni lì, anche l'anno scorso si era partiti molto forte, poi alla fine si è andato a una stagione simile alle altre per certi versi. Chiedo se secondo voi c'è cioè secondo te, visto che comunque segui la società appunto da quando è arrivata in D, c'è un motivo, c'è una spiegazione, fai parte anche tu magari di un gruppo che cerca di darsi una spiegazione per fare questo step che magari la società meriterebbe visto il tanto impegno profuso nel corso degli anni. Beh, io credo che sicuramente, i campionati, cioè si parte con un'idea e poi comunque stagione in corso può succedere qualsiasi cosa. Comunque le squadre che ci sono son tutte attrezzate, quindi cioè non c'è una che dici vince, così. Comunque ci son molte squadre attrezzate, quindi la concorrenza è tanta e comunque, ripeto, anche quest'anno il girone D secondo me è stato veramente un buon girone. E ora possiamo invece andare con il botta e risposta, perciò domande brevi e risposte brevi e parto subito con qual è il calciatore con cui è legato di più a Sant'Angelo? Eh, ma negli anni o quest'anno? Vai negli anni anche quest'anno, fai una e una se vuoi. Allora, quest'anno sono due, sono Roberto Strecchie e Eros Rao. Ok. Negli anni, beh, ci sono stati Bugno, ci sono stati Pesenti, poi aspetta, che fammi ricordare, beh, ci sono stati anche Uge, ce ne sono stati tanti, comunque ho sempre legato abbastanza con tutti, Ok, quindi ok. adesso non... Vabbè, son tanti comunque. sì, Son tranquillo. tanti. Ho legato abbastanza con tutti, quindi quest'anno ti posso dire che quelli che mi ricordo di più sono Eros Ok. e Roberto. UG, se posso dire, con tutti quelli che parlo che hanno giocato con UG, tutti ne parlano benissimo, effettivamente. È un difensore che comunque, nel senso, Mettere a proprio si agio. mette tutti a proprio agio, poi è un vero capitano, poi a tutti gli effetti, si può dire. Invece una piazza dove vorresti giocare? Ahia. Eh, ce ne son tante, cioè ci son tante. Ehm, beh, sicuramente dove sto bene, quindi a Sant'Angelo si sta bene. Sì, sì, sì. Però, mi piacerebbe giocare a Pistoia, a Piacenza, a Desenzano. Poi vabbè, comunque anche nel girone B ci sono molte squadre molto affascinanti. Ok. Invece la partita che non dimenticherai mai? La partita che non dimenticherò mai, allora ce ne son 2, uno quando ho segnato il derby contro il Fanfulla, Mhm. nel primo anno in Serie D, anche se abbiamo perso, e poi sicuramente, l'ultima, la salvezza ai play-out con la Correggese. Ah, vabbè, quella, il famoso gol del Papu lì, Esatto. indimenticabile. Poi, Vabbè, anche lui ho molto legato col Papu, infatti, adesso mi son infatti immaginavo dimenticato, il nella risposta, Papu te lo cioè volevo il suggerire, Papu poi ho detto, boh, magari è successo qualcosa recentemente. no, è uno dei miei migliori amici, quindi, è talmente extracampo che Allora, invece la partita che se potessi tornare indietro vorresti rigiocare? Ehm, una partita che vorrei rigiocare, ehm, quest'anno o sempre No, no, nell'arco come degli anni? preferisci, guarda, sono a libere interpretazioni le domande. Ah, okay, forse in quel derby lì che ho segnato e non abbiam vinto. Ok. E quella che invece vuoi dimenticare? Quella che voglio dimenticare è può essere magari quando abbiam perso 5-1 quest'anno col Desenzano. Ah, ok. Il mito o calciatore a cui ti ispiri? Allora, come sempre detto, come calciatore al di fuori del ruolo è Cristiano Ah, Ronaldo. ok, Come ruolo terzino, terzino Marcelo. ok. E invece il dolce preferito? A tema dolce, questo è tema mister. Tiramisù. Non le offelle. Se eri Vieni. qua, No, il tiramisù. Fossi venuto. te lo offrivamo se fossi stato qua in presenza. Tiramisù. E qual è il pasto sgarro post match che preferisci? Ehm,
Forse la pizza o il sushi. Ok. Invece la Summer Cup chi la vince? E Pinuccini. Vabbè, dai. E invece, ora tornando a parlare di cose serie, ti parlo dei tifosi, perché comunque Sant'Angelo ha parlato prima di piazze importanti come Piacenza, come Pistoia, ma anche Sant'Angelo comunque nel suo piccolo è una Serie D che nel nord Italia si fa fatica a trovare, visto che porta ogni settimana allo stadio in casa almeno 500-600 persone e anche un nutrito gruppo ultras. Ma come lo vivi tu e come sei con i tifosi, sei legato e appunto come vivi, qual è il tuo rapporto con i tifosi? Beh, sicuramente è un buonissimo rapporto, anche perché comunque ne conosco un po', e anche comunque mi chiedono come va, com'è l'ambiente, comunque magari uscendo al bar semplicemente, magari la sera andare a vedere la partita di Champions, quindi comunque diciamo che abbastanza li vivo. Ti fa sentire comunque avere questo supporto, anche se poi effettivamente la Serie D fa sentire calciatore, perché poi c'è molta, cioè comunque vieni molto seguito, anche se appunto giochi a Sant'Angelo, che poi con tutto il rispetto però per certi versi ti dà quasi l'importanza di una grande piazza. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. E Cioè ti sì, sì, senti vai, proprio continua. comunque, anche a livello di tifo, ti senti comunque giocatore, cioè rappresenti una città dove è molto legata al calcio. Invece ora andrei in regia con il prossimo turno. Certo. Peschiamolo qua al volo. Correggese Prosesto, Pistoiese Cittadella Vismodena, Imolese Rovato Vertovese, Lentigione Sant'Angelo, Piacenza Crema, Pro Palazzolo Tropical Coriano, Progresso Sasso Marconi, San Giuliano City contro Desenzano e Tutto Cuoio Trevigliese. Detto questo, appunto, il prossimo turno arriverà con il Lentigione, una sfida complicatissima, una squadra che si gioca il campionato, però voi appunto vi giocate ancora la salvezza e di conseguenza chiedo che partita vi aspettate. Beh, sicuramente sarà una battaglia, perché comunque abbiamo tutti e due degli obiettivi ancora in corsa, e noi cerchiamo di fare la nostra partita e andare là con il 100% delle nostre forze. E l'ultimo invece, prima di lasciarti andare, ti chiedo com'è il rapporto con Mister Vullo, perché comunque è un mister che piace molto alla piazza, anche comunque nei commenti, sta piacendo molto, si è ben instaurato in un mondo come quello di Sant'Angelo e ti chiedo appunto come ti stai trovando col tecnico. No, io mi sono sempre trovato bene col mister, abbiamo sempre parlato appunto, abbiamo sempre dialogato, e mi sono sempre trovato bene, ecco. Perfetto. Detto questo, io ti saluto e ti ringrazio per essere venuto qua ospite, ti auguro buona fortuna Grazie mille a tutti, per la partita di domenica. grazie mille, Bocca al crepi il lupo. lupo. Grazie mille a te e ci vediamo. Ciao ciao. Grazie. Dal girone D invece passiamo al girone B, perciò andiamo con la classifica. Folgore Caratese 65 ormai campione e poi invece inizia la lotta playoff, anche se qua sembra essere ben definita con la Casatese Merate a 58, Chievo Verona 57 che sono già sicure anche loro di un piazzamento nella off season e nella post season, scusate. Milan Futuro 53 con Leon 53 e invece queste due non sono ancora sicure perché Brusa Porto a 51 può ancora fare lo sgambetto. Oltrepo 47 assieme al Villavalle, Scanzo Rosciate 46, cioè Virtus Cigiano Bergamo 45, Caldiero Terme 44 sono diciamo le tranquille, quelle che ormai il loro campionato si può dire l'hanno terminato. Real Calepina 41, Castellanzese 40, invece qua inizia a essere tosta con la super zona play-out che si apre appunto con la Castellanzese, poi Pavia 37, Breno e Varesina 35, Nuova Sondrio 31, la Vogherese al momento 6, ma in realtà sarebbe, mi sa, meno 17. 8, ma sarebbe meno 17 perché oggi ha preso 25 punti di penalità. È una società ormai, vabbè, che è una stagione complessa, sicuramente non andiamo, all'interno di quest'ultima, anche perché poi è una stagione che penso tutti vogliono dimenticare, in primis i tifosi che appunto hanno disertato lo stadio da diverse settimane. E invece qua partono subito le curiosità, perché la vera curiosità, secondo me, la vera novità di questa settimana è che hanno cambiato il sistema ripescaggi per arrivare in Serie C e di conseguenza il Milan Futuro attualmente non sarebbe più, come si è detto per tutta buona parte della stagione, non sarebbe più primo nella classifica ripescaggi ed anzi molto probabilmente andrebbe addirittura come quarta squadra da ripescare e si trova in una situazione
diciamo, un po' complessa, perché io credo che il Milan nel suo sapeva che questo campionato a prescindere l'avrebbe portato in C, e invece trovarsi tutto cambiato così all'ultimo è una situazione un po' particolare. Chiedo anche da mister se effettivamente ha un po' sprecato magari anche le carte, perché spesso sono state partite anche in cui il Milan futuro magari non è sceso con la giusta attenzione in campo, una squadra che ha dimostrato di essere fortissima, ha battuto la Folgore Caratese campione, ha pareggiato al ritorno, perciò è una squadra che per singoli sicuramente è fuori categoria, ma alla fine rischia di rimanere col cerino in mano, e soprattutto un'altra stagione in Serie D. No, è vero, è una squadra però con tanti talenti, può sicuramente assicurarsi un posto nei playoff e quindi dimostrare il suo valore in questo percorso e magari fare qualche passettino avanti per salire nella graduatoria. Graduatoria, anche se poi vabbè, lì diventa sempre molto, poi veramente la graduatoria è quasi fa penare per certi versi le società, perché spesso si aggrappano anche per fiducia a una graduatoria che poi effettivamente forse, se va bene, una verrà ripescata da lì, come ad esempio l'anno scorso Ravenna, che poi è stata una situazione ancora più complessa, perché se non fosse arrivata la domanda di iscrizione del Brescia che non poteva, non sarebbe mai stato ripescato il Ravenna poi in realtà. È vero, è difficilissimo, Sì. ma è un mattoncino. Sì, in più. infatti sicuramente darà fiducia anche poi in vista l'anno prossimo. Io credo che poi invece anche l'anno prossimo cambierà l'idea di come interpretare un campionato, visto che penso per i giovani sì, sia una bella scuola la D, ma per giovani di un certo tipo credo che il professionismo sia forse il mondo dove adattarsi. È vero che scendono, si tolgono magari tutto quello, diciamo, tutto quell'aura, quello charme del professionismo, del calciatore, perché comunque se vai a giocare al Milan sei un calciatore e ti trovi a giocare come campi il San Contardo di Broni, ti vai a giocare con la Real Calepina, comunque campi appunto proprio di provincia. Però allo stesso tempo in realtà poi non so quanto sia formativo, perché trovi squadre che quando vengono a giocare contro di te sì, magari ti lasciano anche il possesso, però in realtà poi cioè, non è una partita chissà quanto allenante, perché puoi fare una melina di 90 minuti, ma non tanto, perché dall'altra parte non ci sono chissà che idee molte volte quando si gioca col Milan, e invece nei professionisti ognuno fa poi il suo calcio, cioè non nessuno scende a patti o compromessi. No, è vero, però la Serie D insomma, è sempre l'anticamera dei professionisti, quindi dimostrare il proprio valore anche in D hanno avuto la possibilità di farlo, quindi secondo me bisogna dare merito poi alle squadre come la Folgore o la Casatese, che sono sopra, non avendo magari tutti questi ragazzi di talento e di nome, che però hanno interpretato bene il campionato cercando di stare sopra il Milan. Come sempre le idee vincono sui soldi, se le idee sono sì. buone soprattutto, Sì, e sì. questa è l'ennesima Idee, dimostrazione, anche motivazioni. perché il contratto di Torriani, l'aveva detto Criscitello l'altro giorno nella puntata di A Tu per Tu, che consigliamo che tutti possono recuperare sul nostro canale YouTube, che è uscita lunedì. Comunque lo diceva, solo Torriani costa quanto tutto lo stipendio di tutti i giocatori della Folgore Caratese, perciò credo sia... Ma infatti si sa che cioè, non è che non vince chi mette più soldi, questa è la dimostrazione, insomma. Quindi bisogna fare i complimenti sicuramente alla Folgore Caratese e al presidente Criscitello, ma anche alla stessa Casatese e il mister Commisso, che stanno facendo un campionato. Tutte quelle che sono arrivate sopra credo si meritano grandi complimenti, ma comunque hanno battuto una corazzata tutti gli assetti. Ma allo stesso tempo anche la Leon, che è a pari punti no, infatti, col Milan, insomma, da cioè, neopromossa, sta facendo un campionato straordinario, ma nulla a caso, una società che ha investito tanto sulle strutture, sul settore giovanile, e quest'anno sta facendo un campionato straordinario. No, volevo aggiungere solo una cosa, adesso che parlavi del fatto che è stata cambiata effettivamente poi una regola a tutti gli effetti, no? Però mi chiedo come possa essere, che va bene che la regola può essere sbagliata, no? Ma come si fa a cambiare una regola al 30 di aprile sui ripescaggi della stagione successiva tra la Serie D e la Serie C? Cioè non è che stiamo parlando di quattro spiccioli, signori. No, infatti, ma quella è la scelta peggiore che abbia sentito. Però secondo me in realtà viene fatto probabilmente perché di comune accordo, cioè io credo, non dico sarà stato così, però credo comunque il Milan abbia avuto dei colloqui prima di questa decisione, cioè non credo che questa decisione sia arrivata dal nulla, probabilmente avranno avuto aperture anche dei rossoneri magari a dire vabbè, un altro anno di D lo facciamo, non c'è problema. Forse può essere anche quella la situazione, perché mi sembra strano che venga cambiata una regola del genere e il Milan stesso, che sarebbe stata la prima che doveva approfittarne, non faccia
polemico, protesta comunque, perciò credo anche loro forse abbiano dato qualche Probabilmente, apertura, certo. credo, poi ripeto, non voglio dare sentenze perché non lo so, però ho immaginato nel mio pensiero è andata così, perché sennò io onestamente avessi una società e a 90 minuti dalla fine del campionato mi vengono a dire no, guarda che dal primo posto di pescaggio passi al 12°, a me forse- scoccerebbe, nel senso. Giusto un attimo. Ora, invece, passando dai playoff, passiamo ai playout, o meglio, alla lotta a salvezza, e di conseguenza iniziamo a parlare di quello che è il nostro secondo ospite, Pietro Itraloni, giocatore cresciuto nelle giovanili della Cremonese dell'Inter, un imprescindibile per il Pavia di Filippini, primo ospite del Pavia che viene qui a Calciovero. Ci abbiamo messo un po', gli ho fatto una lunga lusinga ai Traloni 4 volte, gli ho chiesto all'ufficio stampa del Pavia e finalmente ci abbiamo qua, 90 minuti alla fine del campionato, per loro 180 visto che sicuramente andranno a giocare i playout, 33 presenze, 97% da titolare, 97% dei minuti giocati, 2 reti e 3 assist per un mediano che si sta mettendo in mostra in Serie D dopo una grandissima stagione in eccellenza l'anno scorso, in cui si è preso sin da subito un posto da assoluto titolare, e anche quest'anno si sta confermando come un giocatore che la categoria la può fare, e la può fare anche ad un certo livello, forse anche qualcosa in più. I numeri da Calciovero, visto che è ottavo per passaggi, per partite e passaggi nel girone, e invece è terzo, se non erro, nella classifica degli under 25, che comunque ha un ottimo risultato, top 20 di tutto il girone per passaggi per partita, appunto, e 18esimo invece per passaggi lunghi per partita. Sono numeri interessanti di un centrocampista che, ne vediamo anche a video, che sa fare tutto, un centrocampista che appunto guida la squadra, scende spesso sulla linea dei difensori ad andare a prendere il pallone, piace appunto avere il pallone tra i piedi, comunque gestire la situazione, e ha dato dimostrazione anche perché poi è stata un po' lo spirito guida anche nei momenti difficili del Pavia, è stato uno dei pochi, credo, che anche nelle peggiori prestazioni della squadra è sempre uscito dal campo in maniera positiva. Ad esempio mi ricordo la sfida col Caldiero 3-1, ne parlavo anche col direttore Raso, è stata una partita complessa, però comunque io ho visto un Itraloni, nel senso, tra tutti, in una partita difficile, in cui era un momento difficile anche per il Pavia, però in realtà è uscito positivamente uno su tutti, ecco. Detto questo, arriva anche il momento di inserire invece in trasmissione il nostro secondo ospite. Ciao Pietro, come va? Buonasera a tutti. Bene, dai, voi? Tutto a posto, mister? Benone. Io vedo. Mister ormai mister Io sono in vacanza. Mister già in vacanza, ormai stai pensando dov'è che andrai in vacanza? No, in questo momento devo pensare a lavorare, che è la mia stagione, quindi effettivamente. e poi sicuramente ma ci da siamo. mister, ora questo metto un attimo in pausa Pietro, ma da mister, giustamente tu sei impegnato praticamente da luglio, fine luglio, fino ad aprile/maggio. Però effettivamente da gelataio, quei 2 o 3 mesi che potresti avere libero, sei ancora più impegnato, perciò quando è che stacchi? E infatti ho sbagliato qualcosa nella vita, no. devo rivedere un po' i piani. Non stacchi mai. In questo momento c'è poco spazio, sì. c'è più nello spazio diciamo invernale, però anche lì poi c'è la preparazione invernale. Infatti. E diciamo che quest'anno, subentrando a gennaio... Hai avuto dei mesi per approfittare, sì. ti sei rilassato Sì, un po', sì, dai. Meglio così. E tanto poi quando ti rilassi e vuoi la panchina, e quando sei alla panchina ti vuoi Infatti, rilassare, allora non va mai bene niente. C'è sempre da lamentarsi. Esatto. Detto questo, Pietro, ti posso chiedere di mettere il telefono in orizzontale Sì. e togliere il blocco rotazione? Allora Nicola, asterisco per i prossimi 5 anni. Queste informazioni diamole prima. No, effettivamente questo, hai ragione. Qua errore mio, me lo prendo, me lo porto a casa. Detto questo, invece il Pavia sta vivendo un ottimo momento dopo comunque un avvio complesso, e ti chiedo se questo è il miglior Pavia, sicuramente è la miglior squadra che, diciamo, sta offrendo il Pavia quest'anno. Beh, sì, sicuramente siamo in crescita, nel senso che arriviamo da un 3-0. L'obiettivo, vabbè, andando avanti con la stagione, l'obiettivo poi era quello di salvarsi, di arrivare in fondo e giocarsi l'ultimo periodo per andare a fare i play-out. L'obiettivo è stato raggiunto, quindi ti direi sì, forse è il miglior periodo, forse sì, perché abbiamo raggiunto appunto questo obiettivo. Si può dire che quest'annata in realtà ha avuto tante annate dentro, quella del Pavia, e ti chiedo quanto è stato difficile comunque tenere sempre alta l'attenzione anche quando comunque tutto andava male, perché c'è stato un momento che eravate anche ultimi in classifica.
Sì, sì, no, infatti nessuno se l'aspettava, quindi secondo me la cosa più difficile è stata poi calarsi nella parte, perché comunque a livello di rosa di giocatori abbiamo avuto sempre giocatori nel corso dell'annata abituati a vincere, a lottare per altre zone, quindi la cosa più difficile è stata calarsi in questa realtà qui di non dover retrocedere e di lottare partita per portare a casa più punti possibili. Sì, hai detto bene, ci sono state tantissime situazioni, siamo sempre stati in zone abbastanza delicate della classifica, però nel complesso siamo contenti per aver appunto per aver lottato fino alla fine, insomma giocarci tutto in queste ultime due partite, insomma. E appunto avete una squadra comunque che offre tanti elementi che hanno sempre fatto campionati per vincere, raramente per salvarsi. E ti chiedo di conseguenza come si vive in uno spogliatoio che anche a inizio stagione comunque i proclami con i grandi acquisti che erano stati fatti erano quelli di comunque di una posizione, non dico da primo posto, ma comunque una posizione di vertice. E come si vive nello spogliatoio quando si capisce che bisogna calarsi dentro una realtà totalmente differente e i giocatori magari si devono anche un po' sporcare le mani quando invece erano abituati ad altri tipi di campionato. L'abbiamo perso. Silenzio stampa di Pietro. Domanda troppo Mi difficile. senti? Sì, 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 tu senti? Ok, no, sì, sì, ho sentito, ho sentito. No, beh, sicuramente la cosa più difficile, insomma, è calarsi in quella realtà lì. Però ci sono dei giocatori talmente esperti, talmente forti, che, con personalità veramente forti, che insomma questa cosa passa in secondo piano, quindi riescono a fare questo switch subito, a resettare subito e a dire ok, siamo in questa situazione, dobbiamo calarci tutti nella parte, remare tutti dalla stessa parte e remare verso un unico obiettivo, che poi è diverso da quello che ci si aspettava, però siamo stati secondo me bravi a fare questo cambio in maniera anche abbastanza veloce, perché poi a gennaio abbiamo cambiato tanto e quindi anche gli acquisti di gennaio sono stati subito capaci di calarsi nella parte, di remare tutti dalla stessa parte, insomma. Sei il giocatore che ha più minuti della squadra e di conseguenza mi è normale chiederti, anche se sei molto giovane, se sei una guida all'interno dello spogliatoio, anche appunto in uno spogliatoio in cui offre giocatori che hanno giocato i professionisti per tanti anni. Ma ti dico la verità, ci sono tante guide, non ce n'è una su tutti in particolare. Io nel mio piccolo vedo sempre, ascolto chiaramente i giocatori più esperti, ai leader, a tutti, cerco di portare la mia serenità, non mi sento un leader, non sono uno che parla tanto, cerco di portare serenità all'interno dello spogliatoio, la personalità in campo, ma non facendo insomma queste grandi cose. Solamente il sorriso ogni allenamento, la calma, questo. Sono un leader silenzioso, dai, si Ok, può dire così. perfetto. Invece facendo un collegamento tra la passata stagione e la nuova guida, ti chiedo un po' com'è il rapporto con il direttore Raso e coach Filippini e rispetto quali sono magari le differenze rispetto al direttore Zampaglione e al mister con cui avete vinto l'eccellenza. Beh, è arrivato quando sono arrivato il rapporto con Raso e Filippini, che sono arrivati a stagione in corso, è sicuramente un bel rapporto. Hanno cercato insomma, di sistemare delle cose che non andavano, di darci delle direttive poche ma semplici, di darci una quadra generale, e questo credo che stia funzionando. E invece per quanto riguarda Zampaglione e Bellinzaghi, uguale, nel senso che io ho avuto sempre un bel rapporto con tutti, anche con Bellinzaghi, ma lo stesso Zampaglione, sempre un bel rapporto, sì, sì, sì. Questa è la tua prima stagione in Serie D effettivamente, diciamo, da titolare, perché poi comunque c'è stato un periodo con il Sant'Angelo l'anno scorso, anche se non è andato al meglio. Voglio chiederti cosa non ha funzionato in quella situazione e per quale motivo poi hai scelto Pavia, comunque una scelta coraggiosa perché sei sceso anche di una categoria, ti sei trovato in poche parole dall'Inter all'eccellenza nel più breve tempo possibile. Sì, perché arrivo dalla rottura del crociato e lì l'Inter decide di non rinnovarmi il contratto
e quindi vado a Sant'Angelo. Lì a Sant'Angelo ti dico la verità, non so anch'io cosa non ha funzionato, non so dirtelo neanche io perché te lo poteva dire Confa prima, non mi facevano neanche allenare. Ho fatto la prima amichevole, forse titolare, poi da lì fuori, proprio anche dagli allenamenti. È dura nel senso che poi trovare squadra è durissimo in quelle situazioni lì, perché comunque arrivi dalla riabilitazione, arrivi a Sant'Angelo che non ti alleni neanche, e quindi grazie al marito di mia mamma che conosceva Dieni è riuscito a farmi fare un allenamento a Pavia, si sono sentiti, sono riusciti a farmi fare un allenamento a Pavia, ed è stata insomma un po' la mia salvezza, perché poi ho ripreso. Sì, sì, sì. E com'è che si vive comunque da giovanissimo, trovarsi in quelli che sono gli anni dell'Under in D, perciò ancora quelli dovreste essere abbastanza sicuri di giocare, a rischiare addirittura forse anche di smettere, perché appunto non c'era una squadra, era una situazione comunque complessa, come che l'hai gestita, come che l'hai vissuta a soli 20 anni? È è una situazione difficile, e ti dico che ero quasi intenzionato a smettere, nel senso che magari parlando con mia mamma e così dicevo smetto, non trovo squadra, non riesco a esprimermi come vorrei, smetto, vado piuttosto a giocare magari a calcio a 5, mi metto in mostra in altre cose. Poi è arrivata questa opportunità qua del Pavia, mi sono messo alla prova ancora una volta e ho fatto questo allenamento a Pavia, ma senza aspettative, senza nulla da perdere, ed è andata bene, dai. E se invece te da calciatore c'è stato il momento, cioè quando hai smesso e hai detto vabbè basta, eri contento, oppure c'è stato anche un momento durante la tua carriera in cui hai detto forse è arrivato il momento di smettere ma poi hai continuato? No, no, non ho mai vissuto una situazione del genere, nel senso che quando ho deciso di smettere a 33 anni avevo preso la decisione di smettere e così è stato. Negli anni precedenti invece no, non ho mai avuto una situazione in cui ho trovato queste difficoltà, per fortuna, e quindi è andata bene. Sì, è sempre abbastanza bene, insomma. Detto questo, invece hai giocato appunto, abbiamo detto prima, nell'Inter, ti chiedo che esperienza è stata perché comunque rappresentare una squadra come i nerazzurri di Milano, e allo stesso tempo ti chiedo secondo te se, tornando indietro, comunque è stata la scelta giusta visto che hai fatto un po' il percorso inverso, tu arrivavi da un anno positivo in primavera e sei sceso indietro per giocare nell'Under 18. Sì, no, beh, l'Inter è una bellissima esperienza, nel senso che sono stato all'Inter dagli 8 ai 15 ai 14 anni, e ti forma tantissimo, nel senso che sia dentro che fuori dal campo ti inquadrano proprio nella maniera giusta, lo vedi rispetto alle altre realtà, vai in giro per il mondo, quindi anche come bambino, ragazzo, ti forma veramente. Poi sono passato a Cremona, e anche lì forse sono stati degli anni bellissimi a Cremona, perché dovevo un po' ritrovarmi, perché all'Inter sai tantissime aspettative, Sì, sì. così sono passato a Cremona, ambiente più tranquillo, e tutto. Sono andato in primavera e poi lì mi sono rotto il crociato e sono dovuto tornare all'Inter in Under 18. Ok. Però in generale non ho né rimpianti né niente, né delle scelte che ho fatto, di quello che è stato, perché comunque ho passato degli anni bellissimi, non posso dire niente. Cioè mi sento fortunato ad aver giocato nell'Inter, nella Cremonese. Perfetto, invece ora possiamo andare col quizzone, perciò le 7 domande solite. Partiamo subito perché nell'Inter Under 18 c'era un compagno che attualmente gioca in Serie D. Di chi stiamo parlando? Nel tuo girone, tra l'altro. Aspetta, così mi metti in Nella tua provincia. Aspetta, che mi hai colto impreparato. Si è notato. No, sempre preparatissimo. Chi dice? Un aiuto. Più di così? Nella provincia non è l'Oltrepo. Vive vicino, cioè dove vivi tu, secondo me vivete anche vicino. Ora non so esattamente dove vivi come città, però, cioè come paese. Però ha fatto il Pandini, non so più cosa dire. Oh. Aspetta, fammi fare mente locale, In Under 18? Sì, In Serie D gioca? ora giochi in Serie D, sì.
Dai che arriva. nel girone B. Sono andati che su Transfermarkt, salutare. 2 partite insieme le avete giocate, sono sicuro. Boh. Niente. Niente. È un po' assurdo il fatto che... Cioè, perché No, poi... dimmelo tu. Dimmelo Gian tu. Castagnaro. Grande Gian. Grandissimo, grandissimo, Gian. mitico. Hai ragione. Sì che l'ho anche salutato tutte le volte. Ci Esatto, sentiamo, mamma era mia, quello che hai non mi ragione. riuscivo a spiegare. No, ma poi cioè, vivranno veramente a 20 km di distanza. Sì, cioè. a 20 minuti. Ma il bello è che ci sentiamo anche. Ho sentito prima della trasmissione. Invece con il Pavia hai messo a referto 2 reti e 5 assist in questa stagione. Non ti chiedo i gol, ma ti chiedo contro chi hai fatto gli assist. Casatese Merate. Sì. 2 con la Vogherese. Sì. Tra campionato e coppa, eh? Sì, 2 con la Vogherese in coppa. Ah, poi un altro con la Vogherese. Giusto? Ne manca solo uno. Amaranto. Breno? Sì, giusto, giusto. Dai. Ok. E invece non ti chiedo qual è il giocatore più esperto del Pavia, perché vabbè, Claudio Poesio, questo era abbastanza facile, ma ti chiedo qual è il secondo più esperto del Pavia in termini di età. Ghiringhelli. Giusto. Bravo. Dopo una piccola pausa di un paio di settimane torniamo con qual è il santo patrono di Pavia? Santo patrono. San Siro. Giusto. Giocato anche all'Inter, poi infatti. questa non potevano sapere. Questa invece è domanda a tema agenti. Qual è il calciatore più importante della tua agenzia che ti gestisce in termini di valore di mercato? Gosens, credo. Giusto. Dopo una parte incredibile, cioè è caduto su Castagnaro e... Mamma Non mia, sta il suo vicino di stava casa lì. praticamente. E invece ti chiedo qual è la posizione in cui è arrivata la Cremonese nel corso del campionato in cui hai giocato in Primavera 2. Appena fuori dai playoff. Quindi sesta. Giusto. L'ultima, per un incredibile 6 su 7, andiamo con quanti punti il Pavia ha vinto la scorsa stagione l'eccellenza? No, 81. 76. Allora, abbiamo capito che Pietro sul passato, sul ricordo fa fatica. Speriamo che il mister le cose gliele dica 5 minuti prima della partita, perché sennò è fregato, La seduta video la fa la domenica mattina al ristorante. Esatto. Con me sì. Detto questo andiamo invece con il prossimo turno. Prossimo. Prossimo turno, appunto, decisivo gli ultimi 90 minuti per molte squadre, per il Pavia abbiamo detto prima 180, Breno Villavalle, Caldiero Varesina, Casatese Merate Leon, Chievo Verona Pavia, Folgore Caratese Nuova Sondrio, Milan Futuro Vogherese, Oltrepo Brusa Porto, Real Calepina Scanzo Rosciate, Virtus Ciserano Bergamo Castellanzese. Una partita incredibile contro il Chievo Verona, e qua è la domanda che facevo prima, cioè da cui è nato il nostro discorso prima. Effettivamente da calciatore preferisci trovare per l'ultima partita, è vero, una squadra fortissima ma che al suo campionato onestamente ha poco da chiedere in questo istante. Sì, ma noi non facciamo calcoli, nel senso che pensiamo noi stessi. Credo che il Chievo giocherà per vincere, arriverà per vincere, quindi noi senza fare calcoli andremo lì come abbiamo fatto tutte le partite e cercheremo di portare a casa i 3 punti. Quindi non ci facciamo calcoli sugli avversari, insomma. E invece appunto il Pavia è pronto per questa sfida contro il Chievo, e ti chiedo che effetto farà, perché poi un classico è un po' che non si chiedeva, un po' che non si parlava più, che effetto farà giocare comunque con Douglas Costa. Bellissimo, quello non vedo l'ora, ti dico la verità. Quello non vedo l'ora. Infatti speriamo che giochi. Sì. Immagino poi lo voglio, penso sia in realtà, ma ci sarebbe il playoff, però l'ultima partita
del campionato in casa, sicuramente credo faranno il possibile per farlo giocare. Detto questo, Io dico... no, vai. sì, prima di salutarlo volevo Ok, chiedere no, io anche dopo la domanda. tua riflessione. Sì. No, una domanda. No? Volevo chiederti invece, appunto, se siete sicuri di fare i play-out, ti chiedo, sicuramente la risposta sarà politica, direi chiunque affrontiamo l'importante è interpretare nel miglior modo possibile, ma delle 3 che ci sono ti chiedo se magari hai un'idea di quella che vorresti affrontare. No, non so risponderti, sai, partita secca così una vale, cioè nel senso una vale l'altra, conta chi ha più voglia di vincere, conta Ok. in quei 90-120 minuti. No, è dura dirti quale delle tre. Ti dico, è meglio farli in casa, poi su Quello. chi incontriamo non ce n'è una delle tre, dai. Va bene tutto. Vai, Jacopo. Va bene. No, allora io due sono in realtà domande, una veloce e rapida che è in riferimento magari al periodo all'Inter e l'altra invece sul Pavia. Quello dell'Inter, la mia domanda è se poi tipo nell'Under 14, 15, quelli che siano, a quel livello lì esiste veramente il divertimento per un giocatore che gioca nell'Under 15 dell'Inter? Si diverte o è bello perché giochi nell'Inter? No? Cioè, sono due cose diverse. Subentra già ti viene già quella responsabilità di dire gioco per l'Inter e quindi devo fare bella figura sia in termini di risultato che di prestazione. Quindi ti dico, secondo me il divertimento passa già in secondo piano. Ti viene già più quel senso di responsabilità di dire faccio bella figura, devo fare bella figura perché rappresento l'Inter. E l'altra invece sul Pavia, che vabbè adesso poi le cose chiaramente stanno andando meglio e come dicevi prima te facevo riferimento anche al fatto di essersi calati un po' tutti nella situazione e remato dalla stessa parte, se c'è stato un momento durante la stagione dove magari anche all'interno dello spogliatoio si percepiva un po' di non unione di intento, diciamo. No, mai. È la cosa che dico sempre, che quando si parla di questa cosa così, lo spogliatoio è sempre stato la cosa più bella, veramente. Sono fortunato a far parte di questo spogliatoio perché non c'è mai stato un minimo di nervosismo, un minimo di... mai. Sempre piedi per terra, con calma, con serenità. Su quello non si può dire veramente nulla perché è uno spogliatoio bellissimo. A posto? A posto, A ragazzi. posto. Una volta che abbiamo sollevato tutti i dubbi anche con Pietro, io non posso fare altro adesso che invece augurarti buona fortuna per quella che sarà l'ultima partita contro il Chievo, ma soprattutto per quello che sarà il playout che poi deciderà la stagione, se sarà positiva o Grazie negativa. mille. E prima di salutare effettivamente ti chiedo se effettivamente è un po' riduttivo, diciamo, doversi trovare a dare un'etichetta a una stagione per una sola partita, perché poi vai un po', esula un po' tutto quello che è stato il percorso a volte. Sì, c'è da dire che siamo in questa situazione qua molto delicata, quindi dobbiamo affrontare quest'ultima partita. Non si può, insomma, non si può più sbagliare, bisogna cercare di portarla a casa e quindi poi parlare di quello che è stato, poi si va a parlare un po' del nulla. Ormai c'è questa partita, la stagione è stata quella che è stata, si poteva fare sicuramente meglio, ma dobbiamo concentrarci insomma sul presente, su quello che sarà, non possiamo pensare poi al percorso in questi casi, secondo me. Perfetto, ti ringrazio ancora e ti auguro buona fortuna Grazie e una mille, buona grazie serata. a voi. Ciao, Grazie ciao, a ciao voi. Pietro. Al lupo. Buona serata. E la curiosità è che poi giocare il playout, tutta una partita secca, anche tu avresti avuto la possibilità di giocare andata e ritorno, comunque in eccellenza si gioca ancora andata e ritorno, già c'è un'interpretazione diversa magari dei 180 minuti rispetto alla partita secca, però effettivamente quanto rischia di essere pesante, non so se in carriera da giocatori ne hai giocati, un match in cui basta un piccolo dettaglio per far saltare una stagione intera. Penso il Legnano con la Castellanzese 2 anni fa, espulsione al terzo del difensore centrale, finita la stagione, cioè tu sei retrocesso perché hai sbagliato una partita. Poi è vero, nella stagione hai sbagliate tante altre sicuramente, però il sunto è che ti sei arrivato a giocare questa permanenza con una squadra che ha fatto più o meno i tuoi stessi punti e sei retrocesso dopo 3 minuti praticamente, è quello che volevo far capire. Cioè, No, sicuramente è una partita davvero difficile. Io l'ho fatta, ho provato i play-out però nei professionisti a Novara, ma era sulle 2 gare e cambia totalmente perché sai, se sbagli la prima poi hai ancora 90 minuti quindi
qui ci deve essere la massima attenzione da parte di tutti. Pavia ha dei giocatori davvero di grandissima esperienza come Claudio Poesio e tanti altri, anche Quaggio, insomma, che sono sicuro che metteranno la propria esperienza al servizio anche dei più giovani per andare a centrare questo obiettivo diventato Sì, ormai importante. ora inizia a diventare realtà, comunque io credo, onestamente, come ho detto anche al direttore, mi ha detto in trasmissione, avevo visto un Pavia, l'ultima volta ero andato a vedere dal vivo, vabbè, l'ultima volta che ero andato a vedere dal vivo e mi ha sorpreso negativamente contro il Cagliero, che era già gennaio, era una squadra in netta difficoltà, ma appunto anche lì il mister era quasi sul via, sul foglio di partenza, però una squadra che aveva perso 3-1, fatica, contestazione, tutto, e onestamente anch'io pensavo fosse una stagione un po' maledetta, ecco, per il Pavia, invece si sono risollevati in maniera incredibile, secondo me mettendo un mattoncino alla volta, penso come hai fatto anche tu con Sì, l'Arcignas. ma infatti il fatto di aver fatto questo percorso, cioè ci pensavo prima mentre parlava, aver recuperato questi punti, essersi in qualche modo risollevati, secondo me hanno quel brio, quell'energia per poter disputare al meglio questa partita. Sì, sì, sì. E quindi faccio un grosso in bocca al lupo. Sì, sicuramente arrivano nel miglior modo possibile, Sì, comunque arrivare con assolutamente. un bel filotto di buoni risultati Assolutamente. è sempre meglio di arrivare con una squadra che non è mai riuscita a ingranare, vedasi Varesina che poi in un modo o nell'altro ha più o meno gli stessi punti, ma sembra sempre l'eterna incompiuta della stagione Verissimo. per eccellenza. Detto questo, io rinnovo quello che è tutto il nostro palinsesto, perché oggi partiamo dal giovedì a sto giro, perché il giovedì è il giorno della doppia trasmissione, zona eccellenza a partire dalle 18:30 e invece calcio vero a partire dalle ore 8, come adesso è andato in onda, e per settimana prossima sarà, penso, l'ultima puntata, credo, almeno questi sono i programmi al momento, poi dobbiamo anche vedere se sarà poi giovedì effettivamente, però detto questo, invece lunedì è il giorno di D-Time, anche lì ultima puntata che arriverà questo lunedì per tutti i giudizi finali alle ore 8, e invece martedì è la giornata del campetto, anche lì a partire dalle ore 8, poi in estate sicuramente arriveranno altre trasmissioni che ci terranno incollati. Detto questo, invece venerdì abbiamo, cioè domani infatti, tra meno di 24 ore c'è il match d'eccellenza, che lo spareggio che darà la terza promossa in Serie D del girone C, Soncinese Pavonese, sarà in diretta sui nostri canali a partire dalle ore 20, potete collegarvi tutti e gustarvi quella che comunque è una delle migliori partite che può offrire il calcio dell'eccellenza del girone C quest'anno. Un'altra partita che decide una stagione intera. Sì, è vero. Questa cosa ritorna sempre, c'è poco da fare. È paradossale, perché comunque, secondo me, facendo un discorso un po' più ampio, il campionato è il campionato per un motivo. Cioè, nel senso, io lavoro per 38 giornate, vedermi tutto deciso a 90 minuti è un po' riduttivo quasi, perché va ad annullare quello che è il percorso fatto positivamente. Poi logico, lo spareggio uno deve vincere per forza, è un altro paio di maniche, però intendo nel play-out magari forse quasi più corretto avere una retrocessione in più che questo play-out, che magari passa quella che ha fatto 10 punti, cioè 7 punti in meno, ma lo gioca lo stesso, e poi la partita gli va bene e si salva, e insomma è un po' paradossale per certi versi, però logico, è comunque più emozionante, sono partite per cuori forti, perciò non possiamo togliere lo spettacolo al calcio. Io credo che Jacopo sia più per i play-out, visto che è uno da cuori forti. No, io non sono per i play-out, attenzione. No, io sono per le partite dove ci si gioca, nel senso che è più difficile secondo me incontrare, è un po' il discorso che è stato il cuore di oggi, incontrare una società, una squadra che si deve salvare alle ultime giornate e deve mantenere la categoria con il coltello tra i denti, piuttosto che una che magari si sta giocando un playoff, che poi probabilmente poi il playoff comunque devi giocarlo, poi devi vincerlo, deve essere ripescato, cioè nel senso, quindi secondo me quelle partite lì hanno sempre un po' quella difficoltà maggiore. Secondo me anche il playoff, quello che si parla, che poi si farà, secondo me, io sono negativo a riguardo, perché secondo me non si farà mai, visto che ormai il tempo passa, la stagione sta iniziando anche quella nuova e non si sa ancora niente. Però il playoff della D, studiato su tante partite, quello secondo me, essendo un nuovo mini campionato un po' come quello della C, secondo me è molto più meritocratico, cioè è una bella idea, sono almeno 6-7 partite, di conseguenza se ne vinco 6 o 7 è anche giusto che io mi prenda la categoria, perché poi vuol dire che batto comunque le migliori del mio. Però dico, la differenza è che tu magari ti stai giocando il tuo obiettivo, che è qualificarti al playoff. Poi una volta che ti sei qualificato, che lo vai a vincere o che non lo vinci, comunque tu diciamo che il tuo obiettivo lo hai raggiunto. Invece la salvezza
Cioè ti devi salvare, punto. no, Non è infatti, che ti infatti. qualifichi alla salvezza. Detto questo, io ringrazio tutti come sempre per essere stati ospiti, consiglio sempre di seguire BPTV sia su YouTube ma anche su Instagram e Facebook, social dove siamo ampiamente presenti, ampiamente visibili, e vi auguro una buona serata, auguro una buona serata al mister che ci ha fatto Grazie. passare un'ennesima bella serata anche grazie al dolce, poi lo assaggerò. Jacopo che invece l'ha assaggiato, voto sul dolce? Ma guarda, qua c'erano 3 piatti, io non ne vedo più, quindi non so, non mi esprimo. Grazie mille Jacopo e ci aggiorniamo con tutti, grazie mille, buona serata a tutti i nostri spettatori che ci hanno seguito.